Il 29 aprile si vota per la regione Friuli Venezia Giulia. Si vota per dare un governo a questa regione, ai cittadini di questa regione, per rispondere alle esigenze, alle aspettative, alle opportunità degli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Non votiamo né per Roma né per il governo di Roma né per i leader nazionali che in queste ore frequentano la nostra regione. È un voto che deve essere dato a persone che rappresentano realmente le comunità, che ne sanno interpretare i bisogni e le aspettative, che sanno essere punti di riferimento e persone che rispondono a quelle che sono le istanze, le sensibilità e le opportunità delle nostre comunità. In questo senso la Regione Friuli Venezia Giulia, autonoma e speciale, porta con sé un progetto importante costruito in questi anni e che può sviluppare ancora una condizione di crescita e di futuro per i propri cittadini. Siamo in grado di valorizzare le nostre ricchezze e siamo in grado di sfruttare appieno quelle che sono le nuove opportunità che si pongono a questa regione. Non abbiamo bisogno di omologazioni con regioni a noi vicine, a progetti che vedono arrivare in questa regione i garanti di altre comunità regionali con le quali vogliamo aprire il confronto e mantenere il confronto e le relazioni, ma nessuna sudditanza o nessuna omologazione. E quindi il 29 aprile il voto deve essere un voto dato per questa regione, a gente di questa regione, a chi vuole ancora essere interprete delle nostre peculiarità, delle nostre identità e delle nostre grandi opportunità di crescita e sviluppo futuro.